È considerato uno dei camminamenti minerari su falesia più belli del mondo. Stiamo parlando della Galleria Henry, nel comune di Bugerru, o meglio la Piccola Parigi. A partire da metà del 1800 la Sardegna venne presa d'assalto per i suoi preziosi minerali. Sorsero centinaia di miniere in tutta l'isola, compresa la Galleria Henry, scavata nel 1865. Questa galleria lunga circa 1 chilometro fiancheggiava la ripida falesia sul mare ad un'altezza di circa 50 metri, permettendo il trasporto del minerale grazie ad una locomotiva a vapore. Per quanto oggi ci appaia come un luogo quasi magico, in passato è stato protagonista di eventi di cronaca nera. Il villaggio minerario di Bugerru sorse nel 1864 e nei primi del Novecento era conosciuto come Petite Paris, ovvero la Piccola Parigi. Questo perché i dirigenti minerari francesi, con le proprie famiglie, ricrearono una vera e piccola città fortificata riservata all'élite, con tanto di cinema, teatro e circoli lussuosi, mentre la classe operaia dimorava fuori le mura, in umilissime abitazioni. Lo sfruttamento portò gli operai allo sfinimento, con proteste e scioperi, fino al fatidico 4 settembre 1904, quando venne fatto intervenire l'esercito che sparò sui manifestanti, ammazzandone 4. L'eccidio di Bugerru diede origine al primo sciopero generale nazionale, nonché il primo d'Europa, dove aderirono i lavoratori italiani di tutte le categorie. Oggi è possibile rivivere quella pagina di storia spesso dimenticata, visitando un luogo dove migliaia di persone lottarono per tutti noi.